E siamo in chiusura dell'ultima puntata di Panorama Sardo speciale estate del mese di luglio. Nel fine settimana c'è stato l'ultimo report per quel che riguarda questo periodo estivo di CNA, 108 pagine dedicate allo stato di salute dell'economia, 108 pagine, quindi abbiamo dovuto prendere degli appunti. Il dato che ci ha più incuriosito è questo: negli ultimi 10 anni si sono perse quasi 120.000 unità della forza lavoro regionale nella forbice occupativa che va dai 20 ai 64 anni, una perdita dell'11,4% che addirittura raddoppia se analizziamo la forza lavoro dai 20 ai 34 anni. E buona parte di questi giovani sono laureati. Sì, questo vi dedichiamo appunto un capitolo molto approfondito perché il tema della demografia, quindi il tema demografico e il tema dell'invecchiamento, insieme a quella della fuoriuscita poi dei cervelli e del nostro personale più qualificato, è uno degli elementi di criticità su cui in prospettiva bisognerà ovviamente lavorare. L'altro dato che preoccupa è di trend, perché le stime ci dicono che con questi trend nei prossimi 10 anni noi avremo una riduzione della popolazione attiva in dimensioni che sono analoghe a quella che lei ricordava e una riduzione degli occupati di 76.000 unità. Sono dati che ci dicono che diventerebbe davvero non più sostenibile il sistema che negli anni è stato costruito di welfare, di servizi sociali, perché ovviamente verrebbero meno le condizioni per poterlo finanziare. Seconda curiosità: un giovane laureato su 5, dopo soli 5 anni dalla laurea, ha già lasciato la Sardegna. 10 anni fa sceglievano un ateneo nel continente un giovane ogni 10, ultimamente uno ogni 6. Sì, questa è l'accentuazione di un processo che ovviamente è drammatico rispetto appunto alla necessità di riuscire a trattenere i nostri giovani, quelli che formiamo, spendiamo risorse ingenti, ma che non trovano nel nostro mercato del lavoro quelle condizioni che soddisfino le attese, quindi le attese di affermazione professionale, di una carriera lavorativa che assicuri loro le certezze che si attendono. Ed è un problema di prospettiva sulla quale occorre ovviamente mettere mano. Indichiamo come a questa fuoriuscita di cervelli c'è una quota del 16% oggi di laureati residenti che studiano negli atenei fuori dalla Sardegna e per contro c'è una quota veramente molto bassa invece di soggetti esterni che vengono a studiare in Sardegna. Quindi praticamente abbiamo un saldo che è eccezionalmente negativo, che deve essere riequilibrato perché è una delle condizioni per poter guardare con una certa tranquillità ai processi che la prospettiva impone. Abbiamo i sistemi produttivi oggi segnati da un salto tecnologico che accentua la competizione tra i sistemi territoriali e, come dimostriamo nel rapporto, le competenze saranno al centro dello sviluppo e segneranno la capacità appunto dei sistemi economici di reggere una sfida competitiva che è sempre più agguerrita. Un altro dato riguarda una visione verso il futuro del report che prevede una diminuzione del 6,5% del prodotto interno lordo pro capite isolano. Sì, ovviamente abbiamo stime che analizzano i diversi ambiti. Un altro degli elementi che sottolineiamo è il fatto che la gran parte dei nuovi posti di lavoro, ma anche la struttura del mercato del lavoro esistente, è addensata sui settori a basso valore aggiunto, tradizionali, maturi, diciamo poco innovativi. E inoltre abbiamo un livello di produttività per addetto e poi la produttività totale dei fattori molto bassa. Nell'ultimo triennio si è ridotta di 1.000 euro per addetto e abbiamo anche fatto delle stime per capire quali effetti si produrrebbero se il sistema delle imprese, il sistema economico regionale riuscisse a posizionarsi in una scala di merito che è la media delle regioni italiane o soprattutto anche se si avvicinasse alle regioni più virtuose.
Quindi noi avremo nel primo caso una crescita del valore aggiunto e della ricchezza di 4-5 miliardi, nel secondo di 9. Se non invertiamo insomma, la tendenza e il trend, rischieremo con la riduzione della popolazione attiva, dei lavoratori che lavorano, una riduzione nel prossimo decennio del reddito pro capite nella misura percentuale che lei indicava, 6,5%. Fino adesso abbiamo parlato solo di dati e riflessioni negative. Andiamo a vedere qualche dato positivo. Negli ultimi 3 anni si registrano 30.000 occupati in più, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il valore minimo degli ultimi 50 anni. È il terzo miglior dato a livello nazionale dopo Lazio e Liguria. Diciamo che il dato è positivo a una prima lettura, nel senso che abbiamo dal 21 al 24 30.000 occupati in più, ma se lo andiamo poi a comparare con le altre regioni italiane ci accorgiamo che la performance è alquanto diciamo modesta, perché la Sardegna si colloca al terzultimo posto, fanno meglio le nostre concorrenti, ma il dato di fondo è che gran parte appunto delle posizioni lavorative si addensano in settori maturi, a basso valore aggiunto. Ecco, vediamo il dettaglio di questi settori: costruzioni, commercio, turismo e agricoltura. Sì, e anche all'interno di questi settori la produttività oraria e per addetto è più bassa della media nazionale, non solo delle regioni più virtuose. E quindi sulla produttività, che è uno dei temi che riguardano anche l'economia nazionale, occorre ovviamente lavorare, lo si può fare mettendo a disposizione delle imprese